non so se sia molto adatto il fatto che io parli di una località che non ho vista. Del resto la mia presentatrice ha lungamente esposto, o brevemente esposto, questa situazione, questa mia condizione di scrittore, che ha raccontato un posto che non ha visto, sul quale si è documentato semplicemente, documentato attraverso la letteratura, attraverso la lettura di scrittori siberiani o comunque di scrittori dell'Oriente, della Russia, o comunque scrittori come Platonov, russi, ma che hanno ambientato almeno 2 dei suoi romanzi in questa terra che era una terra di esilio, semplicemente era considerata una specie di colonia dai russi, da cui i russi cominciarono nell'Ottocento ad attingere delle risorse del sottosuolo, e non solo di quello, che ha fatto sì che la Russia non partecipasse a quella gara europea che esisteva nell'Ottocento per assicurarsi delle colonie e per procurarsi delle materie prime per le proprie industrie, perché la colonia ce l'aveva per così dire in casa, anche se non era stata del tutto colonizzata, anche se non era stata del tutto conquistata. E mi pare che la conquista totale, cioè l'arrivo a Vladivostok, l'arrivo sull'Oceano Pacifico, si sia verificato soltanto nel 1856, quando tutte le potenze europee avevano, per così dire, quasi esaurito la loro corsa per assicurarsi terre asiatiche oppure terre africane da cui avrebbero tratto le materie prime per alimentare le proprie industrie, perché l'Ottocento è l'epoca in cui comincia a nascere, a formarsi la grande industria, e per cui il destino dell'Europa e il destino dell'Occidente comincia a mutare radicalmente, cosa che non è ancora avvenuta invece nel terzo mondo, perché molto spesso oggi si ripete una specie di slogan che è vero soltanto, secondo me, molto parzialmente. Persino il Santo Padre l'altro giorno ha detto che esiste un Occidente ricco che consuma l'80% delle risorse della terra e costituisce il 20% degli abitanti, mentre l'80% degli abitanti della terra hanno a disposizione soltanto il 20% delle ricchezze, e detta in questo modo si ha la sensazione che noi occidentali derubiamo gli abitanti del terzo mondo. Non è esattamente così. Certo, noi abbiamo nei confronti del terzo mondo molti torti, moltissimi. Il colonialismo, abbiamo saccheggiato molti paesi, lo fanno ancora le multinazionali, almeno in parte, almeno in certi luoghi, abbiamo compiuto delle stragi, abbiamo insomma molti peccati da scontare nei confronti del terzo mondo. Però la ragione principale della povertà del terzo mondo è che purtroppo questo mondo, soprattutto quello africano, per quello asiatico il discorso è molto diverso, quello africano non è stato in grado, per le ragioni più complicate, difficili da esporre, e comunque non è questa la sede e non è l'argomento della serata, non è riuscito a industrializzarsi come è accaduto da noi. E ho voluto insistere su questo argomento, o comunque accennarvi, semplicemente perché
io sento spessissimo ripetere questo slogan che è vero soltanto diciamo al 20%, non è vero al 100%. Le ragioni della povertà del terzo mondo molto spesso sono molto diverse da quello che i fondamentalisti dell'Occidente vanno gridando. Pensate a una terra ricchissima come l'Argentina dove i bambini muoiono di fame in questo momento, no? E la colpa non è certamente dell'Occidente, la colpa purtroppo è della cattiva organizzazione sociale e produttiva di quel paese e anche degli economisti di quel paese che non hanno saputo pianificare le cose, per cui accadono, si verificano dei fatti che da noi, grazie a Dio, sono scomparsi ormai da molti decenni. Comunque l'argomento non è questo, l'argomento è la mia strana conoscenza o non conoscenza o capacità di intuizione di un paese che non ho mai visto. Potrei cominciare col chiedermi da dove viene il mio interesse di scrittore e di uomo e di friulano nei confronti del mondo siberiano, del mondo russo, ma del mondo siberiano in particolare, e perché ho scritto un romanzo che alcuni considerano il più riuscito tra i molti che io abbia scritto, La conchiglia di Anatai. Perché l'ho scritto? Per ragioni diverse. Forse la prima è qualche cosa che nasce dal nostro inconscio, dal nostro DNA, dai nostri geni. Forse è esistito un rapporto col mondo slavo e in particolare col mondo russo che data da epoche lontane, da quelle epoche in cui i popoli, almeno quelli slavi, erano ancora vagabondi, vivevano allo stato tribale e si spostavano continuamente e talvolta finirono anche qui e si possono ricordare alcuni casi ben conosciuti nella storia friulana. Per esempio il caso della Val di Resia, dove ci sono degli abitanti che parlano ancora un dialetto che è stato studiato e sul quale i dialettologi o gli studiosi del linguaggio non sono ancora riusciti a mettersi bene d'accordo. Di che russo si tratta? È veramente un russo? O è un russo arcaico, una specie di macedone? Oppure è semplicemente un linguaggio slavo? Io non sono intenditore di queste cose. Però vorrei citare perlomeno quella villotta friulana che ricorda che ci sono degli antenati friulani che sono venuti dalla Russia gli antenati stabiliti sotto il Chanin, cioè gli antenati che si sono stabiliti sotto il monte Canin, e questo è già un primo contatto storico con il mondo slavo, un contatto che dura tuttora e che fornisce ancora materia di ricerca agli specialisti. Ma non basta, il Friuli è anche una terra slava. Mi spiego, per non creare delle confusioni che purtroppo a partire dalla seconda guerra mondiale, ma anche prima, a partire dallo sfascio dell'impero asburgico, a partire dalla seconda guerra mondiale, a partire dal fascismo che occupò la Slovenia e la zona di Lubiana, si è tinto anche di tragedia e ha causato fortissime reazioni di natura nazionalistica sia da parte degli italiani sia e soprattutto da parte
degli slavi, creando liti di confine terribili, creando la tragedia istriana, creando la tragedia delle foibe, creando l'abbandono forzato da parte degli istriani della loro terra, che abitavano da tanto tempo, dall'epoca di Venezia addirittura. Ci furono delle popolazioni arcaiche, cioè delle popolazioni che non avevano ancora creato uno Stato, non avevano un'organizzazione statale né di tipo moderno e neppure di tipo antico. Slavi arcaici che si stabilirono in Friuli prima ancora che nascesse il patriarcato di Aquileia. Nelle valli del Natisone e nelle valli dell'Isonzo se ne trovano ancora e parlano un dialetto sloveno arcaico, e questo all'epoca della guerra contro la Jugoslavia, cioè all'inizio della seconda guerra mondiale, creò delle situazioni storiche abbastanza confuse e pericolose per noi, perché non soltanto allora, ma ancora oggi, nel mondo slavo, nel mondo sloveno, nel mondo croato, nel mondo serbo, si favoleggia, o quasi, di una Venecia slovenska, cioè di una Venezia slovena. L'unica realtà di questa affermazione è che ci furono veramente degli sloveni appartenenti a tribù arcaiche, i quali attorno al 1000 o anche prima si stabilirono in Friuli, e non soltanto dove i loro dialetti ancora resistono, ma anche in altre zone. Tutta la zona mediana del Friuli, quella che va dall'Isonzo e dalle alte valli del Torre fino a Sistiana, fino a Duino, furono abitate da sloveni, i quali naturalmente poi si friulanizzarono e poi si italianizzarono con l'avvento dell'unità d'Italia. Purtroppo le cose cominciarono ad andare nel verso sbagliato all'epoca del fascismo, perché il fascismo volle italianizzare per forza quelle popolazioni, cambiando i nomi alle persone, cambiando i nomi ai villaggi, abolendo le scuole slovene e commettendo altri soprusi di questo genere, che durante la guerra, nel 41, nel 42, nel 43, arrivarono anche a processi sommari, fucilazioni e cose di questo genere. Poi, come tutti sanno, gli sloveni, i croati, diciamo genericamente, più vastamente gli jugoslavi, cioè gli slavi del sud, ci resero la pariglia e ci resero, come si dice, pan per focaccia. Ma tutto questo è semplicemente una sorta di introduzione per capire il legame che esiste tra i friulani, un legame arcaico, un legame genetico quasi, un legame dovuto all'inconscio collettivo con il mondo slavo. Diciamo che anch'io ho risentito di questa situazione. Anch'io ho sentito una specie di richiamo del sangue nei confronti del mondo slavo, e quel richiamo è diventato molto concreto quando ho sentito parlare del fatto che ben 400 friulani, prima ho sentito dire addirittura di più, 600, furono partecipi dei lavori della prima transiberiana, che cominciarono nel
1898 e poi si prolungarono nel tempo per una decina d'anni circa. Ebbene, questa situazione, questo avvenimento mi ha suscitato il desiderio di approfondire questa situazione, di raccontare questa storia, di inventare soprattutto dei personaggi, uno in particolare, il personaggio di Valeriano, il quale diventa una specie di piccolo Mosè che si occupa di questo piccolo popolo friulano che lavora in terre lontanissime. Questa è una vocazione che i friulani hanno un po' sempre avuto, poiché non trovavano da lavorare in patria, sono andati a cercarsi il lavoro e la fonte di guadagno lontano, all'estero, e sono andati anche a lavorare alla Transiberiana, alla prima Transiberiana, perché oggi esistono 3 Transiberiane, 2 delle quali sono assai più moderne della prima e costruite con mezzi ben diversi. La Transiberiana è stata un'impresa straordinaria per mezzi, per uomini, per la mescolanza degli operai e anche dei tecnici che vi lavoravano. Moltissime nazioni fornirono degli operai, perché la Russia a quell'epoca non era in grado di farlo, non disponeva né di operai, perché disponeva di una industria ancora fatiscente, quasi alle origini, e non disponeva di tecnici, cioè non disponeva di geometri, non disponeva di ingegneri, non disponeva di architetti, così come non disponeva di medici. Infatti chi ha qualche conoscenza anche vaga della letteratura russa dell'Ottocento sa che per solito il tecnico o il professionista è un tedesco anzi non molto amato, no? La Russia a quell'epoca aveva molti contadini, aveva molti burocrati, aveva molti nobili, aveva lo zar, ma le cose che servivano per un grande lavoro di tipo industriale non ce l'aveva. E così per la costruzione della Transiberiana ci fu un concorso europeo e addirittura mondiale, perché la Russia era assolutamente non sufficiente per un lavoro di questo tipo. Un lavoro che tra l'altro ha forse una vaga risonanza, un vago sapore di tipo coloniale. Prima ho accennato a un'idea che è del tutto mia, personale, non so se appartenga anche agli storici, che la vera colonia della Russia era la Siberia, e può darsi che il desiderio di costruire la Transiberiana sia anche un riflesso della politica di un primo ministro inglese che si chiamava Cecil Rhodes, quello che diede nome alla Rhodesia, no? Il quale aveva anche non solo un programma coloniale, ma anche un programma industriale, cioè voleva costruire una ferrovia che andasse, come si diceva allora, dal Capo al Cairo, cioè dalla città del Capo fino al Cairo, che attraversasse longitudinalmente tutta l'Africa. E chissà che la costruzione della Transiberiana, che aveva come motto da Mosca a Vladivostok, non sia anche in qualche maniera un riflesso e una voglia di
imitare in qualche maniera questa politica africana di Cecil Rhodes. Io credo che l'ipotesi sia possibile. Probabilmente ciò che si voleva raggiungere con la costruzione della Transiberiana era anche quello di togliere alla Siberia quell'aura triste che era stata creata dalla letteratura e dall'esperienza di molti che erano stati esiliati in quei territori, in seguito a congiure, in seguito a tentativi insurrezionali, in seguito al tentativo di ottenere anche in Russia una Costituzione. E la letteratura ha dato certamente un'immagine piuttosto negativa della Siberia. E pensate a ciò che è stato scritto da Dostoevskij, le memorie della casa morta, no? Anche Dostoevskij fu costretto a vivere per qualche tempo in Siberia e frutto di questa sua esperienza è il libro che ho ricordato. Diversa è l'esperienza di Lieskov, il quale era piuttosto uno scrittore viaggiatore che si divertiva a fare il reporter e a raccontare i luoghi che aveva visti. Ma anche la letteratura europea, anche la letteratura popolare europea aveva contribuito a questa immagine della Siberia. Pensate per esempio al famoso libro di Verne Michele Strogoff e persino il nostro popolarissimo Salgari, che fino a qualche tempo fa si credeva soltanto uno scrittore per adolescenti o per ragazzi. Salgari ha scritto un libro che non ha molta notorietà, ma che io nella mia infanzia o nella mia adolescenza ho letto, Il Re dell'Aria, che è la storia di alcuni personaggi che sorvolano con l'aerostato la Siberia. La Siberia dunque era sentita come un luogo di deportazione, un luogo di prigionieri politici, un luogo di delinquenti comuni, un luogo di ribellioni e di congiure. Quindi si voleva probabilmente, almeno dal punto di vista culturale, riuscire a modificare un po' questo aspetto, questa idea piuttosto cupa della Siberia, che era il luogo dei morti. Il libro di Dostoevskij è intitolato Memorie della casa morta, no? Si riteneva che coloro che andavano in Siberia come prigionieri comuni o prigionieri politici fossero dei morti viventi, quasi degli zombie, e che andare in Siberia fosse una specie di anticamera della morte. Per costruire la Transiberiana le difficoltà da superare e i costi umani, oltre che economici, furono enormi. La ferrovia fu realizzata nella parte meridionale dell'immensa regione. Bisognava lavorare in territori stepposi, acquiterrinosi, o boscosi, o rocciosi. Si lavorò soprattutto nella taïga, sepolta nella neve d'inverno, che il caldo primaverile ed estivo trasformava in acquitrini. Infatti l'acqua non veniva totalmente assorbita, perché a qualche metro di profondità o a qualche decimetro, molto spesso, la terra restava gelata e non ne permetteva l'infiltrazione negli strati più profondi. Perciò si formavano immensi stagni, regno di insetti fastidiosi, di uccelli acquatici e talvolta persino della malaria o addirittura del colera.
nelle vicinanze del fiume Amur, per esempio, ci fu una vera e propria strage di operai e soprattutto di strage di cinesi, perché al di là del fiume Amur c'era la Cina e furono moltissimi, migliaia addirittura, i cinesi che collaborarono a questa grandiosa opera otto-novecentesca. Gli operai che si ammalavano erano molti a causa del clima, dell'oscillazione termica, delle cattive condizioni igieniche, di un'assistenza medica scarsa e approssimativa. Per stare a lavorare in quegli ambienti ci voleva uno spirito pionieristico e una resistenza eccezionali. Questa impresa può ricordare, per qualche verso, anche la conquista del Far West americano, sempre accompagnato dalla costruzione di ferrovie e dagli sbuffi delle locomotive a vapore. Neppure in Siberia mancavano le bande dei predoni, gli assalti alle diligenze e tutta la varia fenomenologia della violenza e della rapina che sono tipiche dei luoghi con una presenza precaria della legge e della organizzazione civile. Documenti e racconti di questa condizione non mancano nemmeno a proposito della Siberia. Esistono diari di viaggiatori, di giornalisti. Anche in Michele Strogoffo c'è un giornalista francese, per esempio, no? E la situazione raccontata rispecchia certamente una realtà effettiva. Non è un fatto arbitrario che nel mio romanzo, dedicato alla Transiberiana, uno dei protagonisti sia una sorta di patriarca asiatico, Anatai, che in gioventù è stato il capo di una gang di predoni. Ciò rispecchia una situazione reale. Nelle vicinanze della Mongolia prevaleva il clima desertico. Anzi, a sud della Mongolia esiste un deserto vero e proprio, chiamato ancora oggi deserto di Gobi, parola che in mongolo significa proprio deserto. È una stranezza così che ho voluto ricordare perché mi sembra abbastanza singolare. È interessante sapere che dire il deserto di Gobi è un po' come dire il deserto del deserto e può ricordare certe situazioni geografiche del Veneto, dove c'è un fiume che si chiama fiume e un paese che si chiama paese. Ma forse il tratto maggiore della Transiberiana attraversa la taigà e quindi bisogna focalizzare l'argomento e ambientarlo soprattutto in questo ambiente geografico. La taigà è un bosco sterminato di conifere, credo in prevalenza di abete bianco e abete rosso. Per centinaia e centinaia di chilometri, come si può vedere anche dalle fotografie che appaiono, che sono esposte in questa mostra, per centinaia di chilometri, forse migliaia, non c'è che il bosco. Un paesaggio di una monotonia esasperante che noi non riusciamo quasi neppure a concepire perché siamo abituati a un paesaggio estremamente vario. In Friuli, infatti, nel giro di 50 chilometri si passa dalle montagne rocciose a quelle verdi, dalle colline alte a quelle medie, dalle ondulazioni moreniche alla pianura vera e propria. La taigà, invece, solenne e misteriosa, è l'eterna ripetizione di se stessa. Spesso è piatta come la pianura padana o lievemente ondulata come quella tedesca o francese. Per trovare l'alta montagna bisogna arrivare proprio nel cuore dell'Asia, oltre il Baikal, dove si ergono i monti Sayami
i monti Janobloi e gli Stanobloi, che sono ricchi di miniere d'oro, che fanno della Russia il maggior produttore d'oro in tutto il mondo, e sono anche miniere in un certo senso tristemente famose, perché lì all'epoca dell'URSS, all'epoca del bolscevismo, furono mandati a lavorare molti poveri diavoli, molti nemici politici, molta gente che insomma si voleva rendere innocua e allontanare il più possibile dai luoghi del potere e dalle grandi città. E io ricordo di aver letto in un libro di Alberto Ronchey di un comunista italiano, il quale era convinto, visto che il comunismo e il bolscevismo era una religione vera e propria, andò in Russia convinto, andò nell'URSS convinto di trovarvi il paradiso in terra, e poi per dissensi con le autorità politiche cadde in disgrazia e fu mandato proprio a lavorare nelle miniere d'oro, una specie di inferno in terra, altro che paradiso. Poi costui finalmente fu liberato, ritornò nel suo paese e raccontò la verità sulla Russia, e i comunisti del suo paese non lo volevano credere, assolutamente. Erano convinti che raccontasse delle fandonie, perché si trattava di rovesciare, per così dire, delle convinzioni di natura dogmatica, di natura quasi religiosa, e smontare convinzioni di questo genere non è assolutamente facile. E questa vicenda mi ha ispirato un personaggio che si trova in un altro mio libro, esattamente negli dei torneranno, no? È un personaggio molto singolare, perché insomma la storia del comunismo è una storia in parte ancora da scoprire, è una storia da scrivere, una storia da diffondere, perché l'idea che il socialismo russo sia stato diverso da quello che in realtà fu è ancora fortemente ancorata e non si riesce a strapparla dalla mente e dal cuore di molta gente. La taigà è simile al nostro bosco di montagna, dove l'albero più diffuso è per l'appunto l'abete. Ma la taigà in Russia e in Siberia è un bosco di pianura. Per la sua vastità e i suoi silenzi surreali richiama epoche primeve della Terra, quando l'Homo sapiens non v'era ancora e il pianeta era dominio incontrastato di piante e di animali. Gli antichi silenzi della taigà sono spezzati ogni tanto dal crollo improvviso di un vecchio albero. Questo l'ho ricavato dagli scrittori della Siberia, per l'appunto, di un vecchio albero che rovina tra gli altri con uno scanto maestoso. Nei boschi nostrani ciò avviene molto raramente, soltanto durante le tempeste, quando soffiano i venti più impetuosi. Recentemente è accaduto, no? Ma appunto in circostanze climatiche assolutamente eccezionali. Invece nella taigà accade spesso. Perché? Nella taigà il fenomeno può verificarsi anche quando il cielo è tranquillo, di un azzurro nebbioso e lattiginoso, e i venti dormono di un sonno profondo come gli spiriti della foresta nelle leggende siberiane. Infatti gli abeti della taigà sono giganti dai piedi d'argilla. Le loro radici non possono penetrare profondamente nella terra, perché la terra, come ho detto prima, è gelata. E che cosa diventano poi questi alberi caduti? Infracidiscono rapidamente. Prima l'albero caduto appartiene agli insetti, che lo trasformano in formicaio o in alveare o in qualcosa di simile, e poi ridiventa humus,
perché anche l'albero come noi è polvere e in polvere ritorna alla fine. La taigà sterminata, soprattutto all'epoca della costruzione della prima transiberiana, aveva qualcosa di magico. L'uniformità era animata dai suoi antichissimi ed eterni abitatori. I lupi che si muovono a branchi, sempre affamati e sempre alla ricerca di cibo, le linci, le civette, i barbagianni, i gufi comuni e quelli reali, grandi come aquile e silenziosi come pesci. Ci sono cioè tutte le stirpi degli uccelli notturni, le strigi, come si chiamano con un nome collettivo, gli animali del mistero, da cui noi abbiamo ricavato la parola stregone e la parola strega, ossia quegli uomini e quelle donne che hanno sostanza di leggenda e di realtà insieme, di credenza superstiziosa e di legame enigmatico con i misteri del mondo. E a questa categoria appartengono anche gli sciamani della Siberia, su cui esistono anche dei libri, e stasera io e mia moglie siamo venuti in possesso proprio di un libro di questo genere. Invece nella mia opera si parla degli sciamani mongoli soprattutto, ma tutta l'Asia, soprattutto l'Asia centrale, è il luogo degli sciamani, la cui mentalità e i cui modi di operare sono probabilmente molto simili in ogni regione dell'Asia. Vi sono varie specie di scoiattoli, zibellini, ermellini, visoni, volpi colorate. Ci sono castori, costruttori di dighe, specie vicine ai corsi d'acqua. V'è la tigre siberiana, che è stata mitizzata da un celebre film di Akira Kurosawa. Ci sono orsi bruni, orsi bianchi, orsi grigi, cacciatori di pesci e di miele. Ci sono alveari selvatici, per cui secondo uno scrittore siberiano, che si chiama per noi abbastanza curiosamente Rasputin, il quale parla del fatto che la taiga odora spesso di miele, e ci sono gli alveari curati e controllati dall'uomo nelle vicinanze dei villaggi. Infatti la taiga ovviamente è anche abitata. Senza dubbio i paesi sono rari. Anche oggi che la taiga e la Siberia è percorsa da un certo numero di strade, gelate d'inverno e pantanose nelle altre stagioni. Anche oggi che spesso si incontrano grandi radure dove l'uomo ha costruito case di legno, fabbriche con le ciminiere che fumano, centrali elettriche e così via. A volte la taiga, non interrotta da nulla per decine e centinaia di chilometri, è un magico labirinto dove chi non vi è nato fatalmente si smarrisce, si aggira a vuoto fino allo sfinimento e alla morte. I siberiani, che conservano ricordi atavici di religioni primitive, ritengono che costui sia posseduto da spiriti maligni che lo disorientano a bella posta perché hanno decretato la sua fine. E nella conchiglia di Anatai, questo libro che ho scritto sulla Tiberia, che ho citato ormai più volte, infatti non poteva mancare l'episodio del personaggio che si smarrisce nella neve del bosco come per effetto di una stregoneria e viene salvato dall'assideramento proprio quando lo spettro della morte comincia ad avvicinarsi a lui con silenziosi passi di gatto. La taiga ha i suoi incantesimi. Nel mio romanzo vi è anche chi vorrebbe conservarla così com'è e considera l'avanzata della ferrovia simbolo della tecnica e del progresso come un fenomeno negativo e quasi diabolico. E padre Nicanor,
un prete ortodosso che diffida della scienza e della tecnologia. Sono coloro che sono nati nei villaggi della taigà, i cacciatori, i boschaioli, i lupari, possiedono un istinto enigmatico, una bussola invisibile che permette loro di orientarsi nel labirinto vegetale. Gli altri possono essere sconfitti dalla taigà, anche se seguono in essa un filo di Arianna. Uno degli operai friulani, e questo non l'ho raccontato io nel libro, ma lo raccontano le cronache, uno degli operai friulani che uscì dalla Isba durante una tormenta, per essere sicuro di ritrovare il suo alloggio, srotolò un gomitolo di spago legato da un capo alla maniglia della porta, ma questo non bastò e l'uomo scomparve come nel nulla. L'indomani, cessata la bufera, i compagni lo cercarono invano. Trovarono soltanto l'altro capo dello spago che svolazzava nel vento, ma dello scomparso nessuna traccia. La taigà è anche un luogo adatto per morire. Il vecchissimo Anatai, il Tartaro, l'ex capo della gang di predoni, quando ormai è convinto di non essere più utile né a sé né agli altri, si reca nella taigà. Arriva dove nessuno lo può rintracciare e si lascia morire di freddo, semisepolto dalla neve. È un modo per morire per gli uomini primitivi. Infatti anche i vecchi eschimesi, ricordate il famoso romanzo Il paese dalle ombre lunghe, no? Dove questi avvenimenti sono descritti. Anche i vecchi eschimesi, quando non ce la fanno più a camminare nella tundra, si siedono sulla neve e aspettano la morte, per non essere difesi dai pastori di renne che continuamente si spostano alla ricerca di pascoli. Scusate, ma qui con i fogli c'è sempre qualche complicazione. Anatai tenta di portare con sé anche il ragazzo Falalei per mettere fine alle sue difficoltà e sofferenze di cieco. Anatai cerca di convincerlo che lo condurrà sulle montagne che sono tra la Siberia e la Mongolia, dove si trovano gli sciamani mongoli che saranno in grado di guarire la sua cecità. Ma Falalei fiuta la verità e non vuol seguire il vecchio. Resterà nel villaggio e, dato che non è in grado di fare dell'altro, passerà il tempo a raccontare ai bambini storie e saghe della Siberia. Senza saperlo, ripete in forme umili il grande archetipo di Omero che la leggenda descrive come cieco. La Siberia e la Mongolia sono luoghi quasi fuori del tempo e della storia, e qui ancora si raccontano le leggende di Gengis Khan, di Ogodai, di Kublai Khan, che conquistò anche la Cina, e del prete Yanni, che era re di un immenso stato asiatico che il conquistatore mongolo disfece. In quei territori immensi i miti e i racconti epici sono di casa. Tutto tende a mitizzarsi, anche le cose più reali, però mai viste, come le città, ad esempio Ulan-Ude, Chita, Irkutsk, la capitale della Siberia, che si trova quasi sulle rive dell'immenso lago Baikal, ma quelli che hanno visto la mostra conoscono bene queste collocazioni geografiche e non hanno bisogno delle mie aggiunte. I miei protagonisti lo attraversano sopra una troika per raggiungere il posto di lavoro di notte.
Il lago è ghiacciato ed essi non si accorgono nemmeno di trovarsi sopra quella specie di mare di acqua dolce. Credono si tratti di un'immensa radura, anche se piuttosto disuguale nella sua sostanza geografica. Anche il Baikal è un luogo carico di leggende, ma pure di stranezze climatiche e geologiche. È spazzato da un vento mitico chiamato Sarma, che spesso lo congela, ma che produce sugli uomini effetti singolari, perché i venti hanno questa capacità. Ci sono molte leggende, per esempio, anche sul Fen, no? Il famoso Fen, il vento caldo che attraversa le Alpi e non si sa bene se venga dall'Africa o dalla Svizzera o da chissà dove, e sul quale esistono molte leggende. Dicono per esempio che quando soffia il Fen aumentino grandemente i suicidi in Italia e in Svizzera e anche altrove. E la cosa è convalidata anche abbastanza curiosamente in una delle lettere inglesi di Voltaire. È profondo anche 1500 metri, la sua acqua è dolce e purissima, di colore azzurro intenso, ma non è effetto del riflesso del cielo, come accade per i mari meridionali, che rispecchiano cieli senza nuvole. L'acqua del Baikal è un po' misteriosa, essa è di quel colore anche se uno ne raccoglie un campione in una caraffa. La spiegazione più accettata è che contenga grandi quantità di ossigeno, il che potrebbe spiegare anche la sua straordinaria purezza. L'immenso lago, oggi celebrata meta turistica, è particolarmente legata alla vicenda degli operai friulani, perché è proprio qui che essi lavorarono per anni. Le cronache parlano infatti spesso della grande curva del Baikal. Io non sono stato fedelissimo alla verità storica e ho raccontato che gli operai friulani hanno lavorato anche altrove, non soltanto in questo posto dove le maggiori difficoltà alla realizzazione della Transiberiana era rappresentata dalle montagne e dalle rocce che bisognava vincere per realizzare il lavoro senza interruzioni. Nel mio libro, che ormai viene citato come un piccolo classico dell'emigrazione e che è stato stampato anche nella collana Evergreen della De Agostini, che è storico e fantastico insieme, che è stato tradotto anche in cinese, si ritrova tutto il ventaglio dei sentimenti che possono attraversare uomini così paurosamente lontani dalle famiglie, dalla casa e dalla patria. La sostanza narrativa più intensa della Conchiglia di Anatai è il sentimento fondamentale dell'uomo di sentirsi straniero nel mondo, come se venisse dalle stelle e come fosse diretto chissà dove. È un sentimento di cui l'uomo contemporaneo, gettato nel mondo, come si esprime la filosofia esistenzialistica e soprattutto quella di Heidegger, non riesce a liberarsi se non mediante la superficialità, mediante il rifiuto del pensiero e della problematica filosofica e metafisica, che sono purtroppo tipici del vivere moderno. Quel sentimento si attenua se uno vive accanto alle persone care, immerso nella sua tradizione e nella sua religione, ma si raddoppia se al contrario vive all'estero, tra gente straniera, lontano dalla sua cultura e soprattutto in un luogo spesso caratterizzato da desolazioni lunari, come appunto la Siberia. Io qui ho cercato di dare
sia pure molto sinteticamente, il significato vero della patria. Che cos'è la patria? Che nella cultura italiana recente non viene mai neppure nominata, sulla quale io ho scritto tanti articoli. La patria è quel luogo che la patria non coincide con lo stato in cui viviamo. La patria è quel luogo che toglie all'uomo il sentimento della solitudine stellare, della solitudine che la filosofia esistenziale ha messo in evidenza, perché ci sono altri che condividono il suo modo di pensare, la sua cultura, la sua lingua, la sua tradizione, la sua religione e così via. E questi friulani, anche italiani, perché c'erano anche molti bellunesi, molti abruzzesi, che vivono così lontani dalla terra natale, quelli sanno bene che cos'è il sentimento della patria, che l'uomo moderno ha dimenticato, perché evidentemente il fascismo ha dato della patria un'interpretazione nazionalistica e grottesca che non è quella vera, non è quella autentica, che ogni uomo di pensiero e di sentimento profondo dovrebbe invece coltivare dentro di sé. Il mio personaggio, protagonista Valeriano, è ben consapevole di queste cose, vive più per i compagni che per se stesso, diventa un piccolo Mosè che guida i lavoratori friulani, impegnato a ricondurli in patria, allontanando da essi possibili sbandamenti e alienazioni. E l'alienazione della Siberia io l'ho vista soprattutto in un libro di Platonov, che pure è un russo e che con la Siberia ha certamente più familiarità di quanto non ne abbia io. I binari della ferrovia avanzano, vengono costruiti ponti di legno e di pietra, i lavoratori si sentono impegnati fino in fondo in un'opera collettiva, in cui solo a fatica riescono a vedere i significati e a capire la totalità. I lavoratori si sentono impegnati fino in fondo in quest'opera collettiva, di cui solo a fatica, eccetera. Un po' come accade agli operai cinesi che costruiscono la grande muraglia per impedire l'invasione dei popoli del nord nel famoso racconto di Kafka. Infatti, i miei personaggi ritengono in qualche maniera che il loro sia un lavoro utile che servirà alle generazioni future, perché essi vivono nell'Ottocento e credono ancora in quello che fu il grande mito dell'Ottocento, cioè il progresso. Alla fine dell'Ottocento tutti credevano nel progresso, no? Nascevano allora i motori, cominciavano a realizzarsi quelli che erano stati i sogni più audaci di Leonardo, nasceva l'automobile, nasceva l'aeroplano, quindi si credeva in quelle che Terenzio Mamiani chiama le magnifiche sorti e progressive, no? Che anche il Leopardi ricorda. Allora l'idea di progresso era un'idea ancora integra. Noi oggi sappiamo che il progresso purtroppo ha dei costi molto alti, perché il progresso vuol dire l'industria e l'industria spesso distrugge l'ambiente naturale, lo avvelena i fiumi, i mari, i boschi. Sappiamo che il progresso costa moltissimo e infatti noi viviamo in un'epoca che non è più quella della fiducia totale nel progresso, ma è l'epoca piuttosto caratterizzata dall'ecologia, e noi chiediamo oggi al progresso e alla tecnologia
di rimediare ai mali che esso, senza volerlo naturalmente, ha provocato all'ambiente terrestre, alla natura, e se la natura viene completamente guastata, la vita umana non sarà più possibile, neanche quella degli animali superiori e delle piante, no? La vita, come è già anticipato in un libro che si leggeva quando io ero ragazzo, L'uomo questo sconosciuto, la terra diventerà il luogo abitato soltanto dagli insetti, dalle formiche e da animali simili a questi. Avvertono i miei personaggi, che hanno dunque ancora intera questa idea ingenua del progresso dentro di sé, pensano che non loro potranno viaggiare nella Transiberiana, ma generazioni di uomini più felici e più dotati di loro, che la loro dunque è un'opera importante, e in quell'opera si identificano. Non c'era allora il male diffuso della nostra epoca, cioè l'individualismo, cioè quello che si chiama comunemente il sogno americano, no? Diventare protagonisti di qualcosa. No, allora gli uomini erano ancora capaci, perciò io li ammiro molto e perciò li ho rappresentati tanto volentieri. Si identificano questi friulani, come moltissimi altri che costruirono la Transiberiana, con l'opera a cui dedicano il loro lavoro, perché pensano che questo lavoro sia utile al progresso dell'umanità, si identificano con essa, non vogliono e non sognano che la loro identità personale possa sopravvivere nel tempo, possa essere ricordata. Non loro saranno ricordati, ma l'opera nel suo complesso. E quindi c'è una certa vicinanza spirituale tra una delle novelle di Kafka, che io considero tra le più belle, Beinbau der chinesischen Mauer, cioè la costruzione, attorno alla costruzione della muraglia cinese, no? Il popolo cinese non sa perché costruisce la muraglia. Perché? Contro i popoli del nord, ma chi li ha visti, chi li conosce, no? Però si identifica con il sentimento della patria e impara questa grande opera collettiva che servirà certamente a fare la patria più grande e più importante. Qualcosa del genere accade anche ai miei operai. Valeriano, uomo di molte e varie vicende, è stato in una casa di cura per malattie di mente in Russia. Voi vi chiedete, ma perché? Perché è un personaggio talmente lontano dalla contemporaneità, no? Oggi tutti gli uomini, o moltissimi uomini, sono malati di protagonismo. Oggi, non so, uomini e donne vogliono arrivare alla televisione, vogliono arrivare a fare il film, vogliono essere conosciuti il più possibile e talvolta il loro comportamento arriva quasi al cinismo. Gli uomini moderni sono diventati quasi dei selvaggi, perché non tutti gli uomini possono primeggiare, no? Non tutti gli uomini possono arrivare in alto, non tutti gli uomini hanno le doti anche per arrivare molto in alto e per essere conosciuti da molta gente. Invece nell'Ottocento c'era ancora, naturalmente esisteva anche questo genere di personaggi, ma esisteva soprattutto un genere di uomini molto diverso dal nostro, che si identificava con le opere di natura collettiva. Perché nell'Ottocento ebbe grande diffusione, e giustamente ebbe grande diffusione, un'idea come quella socialista, no? Che comincia con Marx e poi continua Marx, Engels, e poi vennero infiniti altri scrittori che la diffusero. E prima di loro c'era stato i cosiddetti autori del socialismo
utopistico, no? Come Comte, come Saint-Simon in Francia. Soltanto con Luigi Blanc il socialismo ha una svolta e diventa più realistico, comincia a occuparsi di sindacati, di organizzazione degli operai e così via. Il socialismo dopo Marx viene chiamato socialismo scientifico, ma non era soltanto scientifico. Marx si illude di essere uno scienziato, ma in realtà è anche un grande utopista che sogna un'umanità migliore, e questa umanità migliore è possibile sognarla proprio perché c'era allora negli operai il sogno di un'umanità più felice, il sogno di poter realizzare un mondo migliore. Idea, badate bene, che non è assolutamente scomparsa, che esiste ancora oggi. I No Global, per esempio, parlo dei migliori di loro, non quelli che sfasciano le vetrine, o anche se loro dicono di non essere di quel tipo, di non appartenere a quel genere. I No Global, no? Che sognano un mondo migliore. Per certi versi sono ammirevoli, per altri versi un po' meno, perché il loro sogno è molto parziale, no? Non parlano mai, per esempio, parlano tanto del terzo mondo, ma non parlano, per esempio, dei milioni di cristiani che sono stati vittime dei maomettani in quegli stati dove i maomettani sono la maggioranza, come nell'Indonesia, per esempio, oppure come nel Sudan, quello che una volta si chiamava il Sudan anglo-egiziano, no? E scusate se faccio delle piccole divagazioni politiche, ma non sono divagazioni politiche, sono divagazioni che cercano di ristabilire la verità, perché oggi molto spesso gli uomini vivono dentro un'illusione, dentro un'utopia, e non vogliono sapere della verità, e ritengono che coloro che cercano, come modestamente faccio io, di dire la verità, ritengono che siano degli uomini in malafede. Non è vero, io cerco di ristabilire la verità, insomma, di dire come stanno veramente le cose. Perciò prima mi sono permesso quella divagazione, no? Sul famoso motto che il 20% dell'umanità consuma l'80% delle risorse, che può anche essere vero, ma bisogna vedere quali sono le ragioni profonde per cui questo avviene. Parlavo dunque di Valeriano, quest'uomo che anche per le tristi vicende familiari che ha avuto, ha sposato una russa, ma questa russa muore di parto, perde dunque la moglie e perde il bambino. A quel punto egli non ha più scopi diciamo personali da realizzare, no? E perciò diventa il piccolo Mosè che cerca di tenere d'occhio, cerca di tenere vicino questi operai friulani, questo gruppo numeroso di operai che lavorano alla Transiberiana. C'è nel romanzo anche una storia d'amore. Infatti nella Siberiana lavorarono qualcosa come 70.000 operai. Erano tutti lontani dalle loro donne, dalle loro fidanzate, dalle loro mogli, dalle loro amanti, da quello che erano, insomma. E potete immaginare che, come, insomma, si può facilmente concepire, c'erano delle donne, noi le chiameremmo prostitute, ma insomma io ho cercato di rappresentarle nella maniera più umana che fosse possibile, perché probabilmente non erano soltanto prostitute, erano anche delle donne che cercavano di far sentire a questi uomini così lontani dalla loro patria un certo calore familiare, un certo potevano ritrovare, no? Nel caldo delle isbe, nel caldo delle stufe, eccetera, qualche cosa che poteva ricordare molto vagamente l'ambiente familiare
che avevano abbandonato soltanto per guadagnarsi il pane quotidiano. C'è una storia d'amore, c'è una ragazza piuttosto bella, anche persino ricca, no? Di solito le prostitute vengono rappresentate come povere diavole che sono dominate dai loro protettori, no? Che sono sfruttate, eccetera. Beh, insomma, per solito questa è la verità, la realtà delle cose. Ma non è detto che uno scrittore debba rappresentare sempre la realtà. Io sono uno scrittore anche della fantasia, anche del mito, anche della leggenda, e mi è venuto spontaneo di rappresentare una prostituta, diciamo le cose con il loro nome, chiamiamo le cose e le persone con il loro nome, no? Che è una cherchisa, la quale è stata salvata da Anatai, ma Anatai è un gran vecchio, no? È un novantenne, quindi come dire, la sua vicinanza con il personaggio di Aidim non ha scopi sessuali, certamente, è semplicemente è diventato in vecchiaia un protettore, un uomo che si occupa degli altri e cerca di fornire protezione nella sua isba. I friulani diventano per lui subito gente simpatica, perché è gente di parola, perché sono grandi lavoratori, perché sono fedeli a quello che hanno detto, a quello che hanno promesso. In parte li ospita anche nella sua isba. E così i friulani diventano anche amici di Aidim, che fa questo mestiere, ma è una donna del tutto particolare, insomma. Intanto è una donna d'aspetto molto piacevole, ma è anche una donna che ha quelle doti alle quali accennavo prima, no? Cioè la capacità di far sentire una sorta di misteriosa vicinanza dell'ambiente familiare ai molti friulani che si trovano a migliaia di chilometri di distanza dalla loro terra. Valeriano è l'unico che non approfitta, sessualmente parlando, della vicinanza di Heidi, e qualche lettore smaliziato può anche chiedersi perché, no? È molto semplice, è innamorato di lei, e quando la Transiberiana sarà finalmente finita e quando egli potrà finalmente caricare sul treno di ritorno, no? Proprio sul treno della Transiberiana, i suoi compatrioti, ritiene che la sua missione sia finita ed egli potrà finalmente chiedere la mano di Heidi. Così avviene. Valeriano rimane infatti in Siberia, perché Valeriano non è soltanto un operaio, è anche un filosofo, il quale ha capito che tutto il mondo è Siberia, cioè è uno di quegli uomini che si sente un po' straniero dappertutto, è un po' di quegli uomini cui prima accennavo, no? Che hanno la sensazione di essere gettati nel mondo e di venire dalle stelle. Evidentemente è una sensazione dell'autore, no? Che l'autore ha voluto comunicare al proprio personaggio, perché io non sono uno scrittore autobiografico, però lo sono nel senso che molto spesso certi miei modi di sentire li ho comunicati ai miei personaggi e in particolare a quelli che meglio mi rappresentavano, no? Evidentemente il senso di estranità al mondo, il senso di estranità dalla storia, io me lo porto dentro, insomma, io sono uno scrittore che ha un piede nella storia ma un piede anche fuori della storia. Non sono mai riuscito ad appartenere a un partito politico, non sono mai riuscito a fare lega con gli altri, non sono mai riuscito ad avere uno scopo in comune con loro, se non nel senso più ideale della parola. Non ho mai, per esempio, condiviso le speranze messianiche di redenzione dei socialisti.
non ho mai condiviso l'opinione e l'utopia socialista che il mondo diventerà finalmente migliore. Purtroppo la realtà storica smentisce continuamente le utopie e ci dicono che le utopie sono il sale della storia, ma non riescono mai a realizzarsi veramente. Così dunque questo mio personaggio, così fuori del comune, che io l'ho fatto uscire da una casa di cura per malati mentali, no? Così difficile da capire da parte degli uomini moderni, i quali invece sono tutti immersi in quel famoso sogno americano che purtroppo è diventato anche il sogno europeo, no? Basato sull'individualismo, sull'egoismo, sul cinismo e così via. Questo Valeriano, dunque, una volta che considera compiuto il suo mandato, un mandato che egli stesso si è dato, no? Come se fosse una sorta di personaggio ispirato. Quando dunque i suoi amici friulani sono risaliti sul treno e quando non ha più delle responsabilità nei loro confronti, allora sente che è venuto il momento per rifarsi anche lui una famiglia e per avere un rapporto molto più intimo e molto più profondo con Aidim, che egli evidentemente sente in maniera mistica, in maniera sacrale, no? Perché nel nostro mondo, e chi segue, diciamo, le convenzioni e i pregiudizi del nostro mondo, una prostituta, insomma, è una donna difficile da sposare, no? È una donna difficile da trasformare nella propria donna. E io sono arrivato anche a questo perché evidentemente ho dell'eros e dell'attrazione che c'è tra gli uomini e donne, una concezione non di tipo sadico, non di tipo perverso, come spesso viene rappresentata nella letteratura contemporanea, ma di tipo sacrale. E se volete, tra un po' vi posso dire anche per quale motivo. Così dunque Valeriano rimane in Siberia inaspettatamente perché si è accorta che tutto il mondo è Siberia e dappertutto un personaggio come lui si sentirebbe in qualche modo forestiero, si sentirebbe in qualche modo estraneo. Quindi non vale la pena che torni in Friuli dove tutti i suoi cari sono morti, che non danno più notizia di sé da molto tempo. Tanto vale rimanere in Siberia, tanto vale rimanere con la donna amata. E così si potrebbe dire anche un'altra cosa, che la Siberia diventa un simbolo. Prima vi ho detto che insomma c'è una certa comunanza con i sentimenti espressi da Kafka nella costruzione della muraglia cinese, no? Ora vi posso rivelare anche il valore di simbolo che la Siberia ha. Che cos'è per me la Siberia? Che cos'è stata in questo libro? È stata il luogo della solitudine, il luogo in cui ci si sente forestieri, il luogo in cui non si è abituati a vivere, il luogo in cui si stenta ad adeguarsi ai costumi, alle tradizioni, alle leggende e così via, in cui si può venire per lavoro, ma in cui ci si sente fatalmente estranei, come se si fosse venuti dalle stelle. Ma voi vi metterete a ridere, no? Quando io per la seconda volta mi sono permesso di usare questa espressione, che noi veniamo dalle stelle, noi siamo gettati nel mondo, ma la cosa ha un significato anche dal punto di vista scientifico. Infatti, non soltanto noi, ma tutta la vita dei vegetali, la vita degli animali, dicono i biologi, è basata sul famoso ciclo del carbonio.
non so se ne avete mai sentito parlare, no? Il ciclo del carbonio. Ebbene, si dice che il carbonio sia uno degli elementi che è certamente venuto sulla Terra dalle stelle, cioè attraverso la caduta degli asteroidi probabilmente, perché il carbonio, soprattutto il carbonio in una certa forma, soprattutto il carbonio cosiddetto 14, no? Quello che serve anche a misurare con certi sistemi molto complicati l'età di un oggetto. Il carbonio sarebbe dunque venuto dalle stelle e siccome la nostra vita e la vita di tutti gli esseri viventi è basata sul ciclo del carbonio, legittimamente e scientificamente si può dire che noi veniamo dalle stelle, anche se poi l'evoluzione della vita è avvenuta su questo pianeta perché evidentemente esistevano le condizioni adatte perché la vita si sviluppasse. A questo punto dovrei dire anche qualche cosa sulla mia effettiva esperienza della Siberia, no? A questo punto uno potrebbe chiedersi, ma ormai già lo sapete perché l'avete appreso dalla mia presentatrice, ma quest'uomo in la Siberia l'ha vista o non l'ha vista? Ebbene, l'ho vista e non l'ho vista nello stesso tempo, cioè non l'ho vista da vicino. Non ho percorso la Siberia con la Transiberiana, l'ho vista dall'alto, perché in occasione della traduzione di alcuni miei libri in cinese sono stato invitato dalla Cina, anzi sono stato invitato in una circostanza di tipo culturale e infatti in una delle 12 università di Pechino c'era una settimana dedicata alla cultura italiana e io fui uno dei fortunati invitati perché in quell'occasione ben due miei libri venivano presentati al pubblico cinese. Allora io che non ero mai stato su un aereo, io che ho viaggiato pochissimo e quel poco ho viaggiato sempre sul pullman oppure sul treno, mi sono risoluto così improvvisamente di salire su un aereo, di fare 9.000 chilometri in un tratto soltanto perché sono salito a Roma e sono sceso a Pechino e ho visto la Siberia dall'alto, cosa che è abbastanza recente, diciamo, cioè è frutto di una condizione abbastanza recente perché quando c'era l'URSS, quando c'era il bolscevismo, quando c'era il comunismo in Russia e nell'URSS, questa rotta non era possibile farla, bisognava andare in Russia, sorvolando il Medio Oriente, l'Afghanistan, il Pakistan e poi il Tibet, e insomma si poteva arrivare in Russia seguendo cioè la cosiddetta rotta meridionale. Invece adesso si può fare la rotta settentrionale, si sale fino all'altezza di Leopoli, pressappoco, per certi versi e per certi tratti si segue la Transiberiana, si vedono le città dall'alto, se è giorno si vedono effettivamente ad occhio nudo, se è notte si vede una specie di galassia di lumi, no? Per esempio la città di Irkutsk, io l'ho vista certamente, così come ho visto la città di Ulan-Ude, così come ho visto Ulaanbaatar, che è o Bator, non so, che è la capitale della Mongolia. E dunque la Siberia in qualche modo l'ho vista la taiga, ho visto certi villaggi, ho visto certe strade, ho visto la Transiberiana da 11.000 metri di altezza, per cui per così dire non ho rotto la mia verginità di scrittore che racconta storie e racconta luoghi che non ha mai visti. Io ho ambientato i miei racconti e le mie storie in ogni angolo della terra, ma sono tutt'altro che un viaggiatore. Sono un viaggiatore alla maniera dell'Ariosto, che viaggiava, come dice egli stesso in una delle sue 6 satire, amava viaggiare nel chiuso
di una stanza e facendo girare attorno a sé un mappamondo. E io sono di quella stirpe, vivo a 5 secoli di distanza dall'Ariosto, ma non ho dimenticato il modo ariostesco di viaggiare, così come non ho dimenticato anche in un certo senso le fantasie dell'Ariosto, perché nei miei libri non si cozza contro la storia, però molto spesso ci si imbatte in miti, ci si imbatte in saghe, ci si imbatte in leggende, ci si batte in archetipi, ci si imbatte cioè in quelli che possono sembrare modi arcaici di conoscere il mondo. Ma questi modi arcaici, prescientifici, pre-galileiani potremmo dire, sono importanti perché appartengono a una mentalità ecologica che io profondamente condivido con i veri ecologisti di oggi, che sono non tanto i cosiddetti verdi, che sono molto legati alle ideologie di sinistra e vedono i problemi in maniera molto pratica. Sono legato piuttosto a quegli ecologisti che hanno del mondo una concezione sacrale e che vedono il mondo, vedono la Terra come un pianeta vivente e lo chiamano Gaia.